percorso domandando a ogni nostro intervistato del primo incontro con Leonardo Sciascia. E quindi qual è stato questo primo incontro fra scrittori e fra uomini, nonché fra siciliani? E dunque io ho incontrato per la prima volta Sciascia nel luglio del 1963. Seguivo Leonardo Sciascia sin dal primo suo libro, Dalle parrocchie di Recapetra. Non conoscevo naturalmente il primissimo suo libro del 52, che erano le poesie, intitolato La Sicilia e il suo cuore, che era un libro come occultato da Leonardo, e Gli zii di Sicilia, eccetera. Io avevo pubblicato il mio primo romanzo e lo mandai a Sciascia con una lettera dove dichiaravo il mio debito nei suoi confronti. Lui mi rispose con una lettera molto gentile, facendomi molte domande sul mio modo di scrivere, sulla mia scrittura, che era diversa dalla sua. Era una scrittura di tipo sperimentale, espressiva, la sua era una scrittura di tipo assolutamente comunicativa, illuministica, ecco, quindi era una via diversa che io stavo percorrendo. Lui mi ha fatto molte domande sulla mia scrittura, invitandomi poi ad andarla a trovare a Caltanissetta, dove lui abitava, in via del Redentore numero 9, e ci siamo incontrati per la prima volta e poi siamo diventati amici. Io ogni volta che avevo del tempo libero, allora non guidavo, prendevo il mio trenino sino a Palermo e poi prendevo il treno per Caltanissetta, e insieme a me in quegli anni veniva da Bagheria Ferdinando Scianna, che è il fotografo, che muoveva allora i suoi primi passi come fotografo, e insieme poi con Sciascia, Ferdinando e altri amici di Caltanissetta come Stefano Vilardo e altri facevamo delle ricognizioni per la Sicilia, soprattutto nel periodo pasquale, per assistere alle feste religiose. Mi ricordo un giovedì santo a Caltanissetta c'è stata una processione, c'era una ragazza, una studentessa tedesca con Sciascia, questa ragazza tedesca, e siamo saliti su un balcone della via principale di Caltanissetta per assistere a questa processione con le vare. Il fatto è che questi portatori di vare un po' alzavano il gomito, bevevano, e quindi era una processione un po' rumorosa e un po' disordinata. Quando è finita la processione abbiamo chiesto alla ragazza cosa te ne è sembrato, ma un po' troppo da perfetta tedesca, un po' troppo disordinata. Cioè veramente, ecco, quello che è la festa religiosa siciliana è sempre così, a parte poi i diversi accenti. Per esempio un venerdì santo siamo andati ad Enna ad assistere appunto alla processione del venerdì santo, che è tutto l'opposto di quella del giovedì santo di Caltanissetta. È una festa di tipo sivigliano con gli incappucciati, e c'è questo corteo di incappucciati vestiti di bianco in assoluto silenzio, con i bambini che portano i simboli della passione. Insomma, siamo in un'altra atmosfera e in un altro stile, diciamo, ecco, per dire le differenze da un paese all'altro. Lei ha parlato poco fa della sua scrittura, tanto diversa appunto da quella di Sciascia. Il suo stile appunto è facondo, eloquente, magniloquente direi anche. Invece quello di Sciascia, a volte è tortuoso il suo stile, invece quello di Sciascia è esattamente il contrario, non inelegante ma appunto comunicativo, come ha detto poco fa. Cosa... Quella di Leonardo Sciascia è una scrittura di tipo illuministico. D'altra parte quelli della sua generazione, Calvino, Moravia, avevano praticato questa scrittura centrale, comunicativa, razionalista, se che dir si voglia, e Sciascia aveva assoluta necessità di questa scrittura quando ha avuto, diciamo, l'inizio dei suoi romanzi polizieschi, per poter parlare di quello che era il potere politico mafioso in Italia. Lui aveva bisogno di questa scrittura estremamente comunicativa, soprattutto per i romanzi polizieschi, ecco, che avevano bisogno di questa scrittura assolutamente limpida, chiara.
Ma quando io ho esordito come scrittore era avvenuta quello che Pasolini ha chiamato la mutazione antropologica in questo nostro paese e la mutazione linguistica, quindi quando io ho esordito nel 63 ho capito che non potevo praticare più quel tipo di scrittura che avevano praticato gli scrittori che mi avevano preceduto, appunto i Calvino, la Morante, Calvino, Sciascia, e quindi ho cercato un altro registro scavando in quelle che sono le matrici linguistiche nel dialetto siciliano, però innestandole nella lingua centrale e italianizzandole senza scadere nel folklore o nel colore dialettale che oggi si usa molto, insomma. E in quell'anno, nel 63 per esempio, insieme a me hanno esordito altri due scrittori di luoghi assolutamente differenti dai miei. Uno era Lucio Mastronardi con il Calzolaio di Vigevano e poi altri, insomma, usando appunto un altro tipo di lingua. E poi quando ho scritto il mio secondo libro, Il sorriso dell'ignoto marinaio, Sciascia, presentandolo a Palermo, ha detto una frase bellissima, ha detto: questo libro è un parricidio. Il padre era lui, poi c'è un segno molto chiaro che io metto all'inizio del libro, insomma. E c'è una lettera di Calvino a Leonardo Sciascia in cui parla delle rispettive scritture e dice: io ho dietro la Liguria e il Piemonte, ma tu hai dietro la Sicilia e quindi mi aspetto che la tua lingua esploda da un momento all'altro. Ma Sciascia non ha mai fatto esplodere la sua lingua perché aveva bisogno di quello strumento per i suoi libri di tipo appunto di tipo poliziesco, giallo che dir si voglia, insomma, dal Giorno della civetta alla tetralogia sino al Cavaliere e la morte è una storia semplice, gli ultimi due libri suoi di addio, diciamo, ecco. Proprio in relazione alla Sicilia, in una vecchia intervista Leonardo Sciascia affermò che lo scrittore siciliano non può prescindere, a differenza di tutti gli altri scrittori del mondo, dalla sicilianità e dello scrivere della Sicilia, anche quando parla d'altro. Anche lei nei suoi libri spesso pone la Sicilia come centro, nonostante parli anche di Milano. Cosa pensa di questo rapporto dello scrittore siciliano con la Sicilia e in particolare di Leonardo Sciascia? Ma non possiamo mai, lo scrittore non può mai allontanarsi dai luoghi della memoria. Pirandello ha detto: noi siamo i primi 9 anni della nostra vita. Intendeva dire che insomma, noi appena nasciamo siamo incisi dai segni culturali di quello che vediamo e di quello che ascoltiamo e questi segni ce li portiamo appresso, insomma, ci portiamo appresso per tutta la vita. Ora c'è l'esempio di Verga. Verga era venuto a Milano nel 1872 e sino a quel momento aveva scritto i cosiddetti romanzi mondani ambientati a Firenze, eccetera, scritti in una lingua centrale, fiorentina, eccetera. Ma nel 1876, quando c'è stata la rivoluzione industriale qui a Milano e in Lombardia, lui rimase come spaesato e dice Natalino Sapegno, un grande critico, ritornò con la memoria alla Sicilia della sua infanzia intatta e solida dopo anni di dissipazione. Quindi Verga ritrova se stesso, la propria memoria, i propri luoghi, incominciando con la vita dei campi, sino ad arrivare poi al capolavoro dei Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. Insomma. Quindi è difficile per uno scrittore allontanarsi dal luogo della propria... E noi siciliani che abbiamo questa realtà così forte, diciamo, con noi che ci portiamo appresso, soprattutto noi, ci sono scrittori di altri continenti o del nord Europa che sono di tipo orizzontale, che indifferentemente possono scrivere dei luoghi diversi, ma per noi siciliani, se uno guarda la storia della letteratura siciliana, è difficile che uno scrittore si sia allontanato dalla propria terra, dalla propria memoria.
C'è una foto che circola spesso quando si parla di Leonardo Sciascia, di appunto Leonardo Sciascia, lei e Gesualdo Bufalino alla noce. È una scena di vita quotidiana. In più voi avete insieme composto, diciamo, un libro, un trittico che è anche molto difficile da trovare. Cosa univa questi tre scrittori? Me lo sono sempre chiesto vedendoli assieme, anche perché si dice che eravate tutti e tre molto legati. Sì, sì, Bufalino, naturalmente la conoscenza con Bufalino è venuta dopo di quella mia. È successo questo, che nella redazione della casa editrice Sellerio era arrivato un libro, perché Elvira Sellerio c'è una sorella che abitava nella città di Ragusa ed era capitato in mano a questa sorella di Elvira Sellerio questo libro su Comiso. Era il libro di un fotografo della fine dell'Ottocento che aveva fotografato Comiso e c'era l'introduzione di Bufalino. Io ero lì insieme a Leonardo, appunto in casa editrice, abbiamo letto questa introduzione di Bufalino e siamo rimasti meravigliati e abbiamo detto: ma questo è uno di noi. Elvira ha detto, da quella donna intelligente, che questo deve avere sicuramente un romanzo nel cassetto. E allora vanno Elvira Sellerio e Leonardo Sciascia a Comiso a incontrare Bufalino e Bufalino tira fuori dal cassetto la diceria dell'untore che aveva scritta, che aveva conservato, e da lì incomincia poi la storia di Bufalino. Ecco, e poi scrive gli altri libri sempre per l'editore Sellerio e quindi poi con Bufalino è diventato un trio, diciamo, quindi ci incontravamo spesso alla noce. Bufalino veniva da Comiso, io dal mio paese, da Sant'Agata, e ci incontravamo lì. La fotografia è di Giuseppe Leone. Giuseppe Leone è un fotografo di Ragusa che guidava la macchina perché Bufalino non guidava e che accompagnava sempre Bufalino lì alla noce, a Racalmuto e alla noce. E Leone è un personaggio divertente, simpatico e durante il viaggio raccontava naturalmente delle storie un po' osè a Bufalino e Bufalino quando scendeva dalla macchina faceva: non ne posso più, non ne posso più. Questa foto fatta da Giuseppe Leone, ci siamo noi tre e poi ce n'è un'altra dove tutte e tre ridiamo per una battuta salace di Giuseppe Leone. Allora, in relazione alla Sellerio stesso di cui ho appena parlato, mi viene in mente che lei, nonostante abbia pubblicato sempre per Mondadori, pubblicò un romanzo del Sellerio che è per l'appunto Retablo. Leonardo Sciascia, come è risaputo, lavorò per 20 anni per la Sellerio, fu anzi il fondatore di due. Poi ha fondato lui la casa editrice, sì. Vorrei sapere da lei che ruolo ebbe Leonardo Sciascia nella pubblicazione di Retablo per Sellerio e quale fu il lavoro di Leonardo Sciascia, l'importanza di Leonardo Sciascia all'interno della casa editrice. Ma Sciascia aveva una grande passione per l'editoria. Quando lui era a Caltanissetta, ma già quando ha avuto una stagione romana, quando ha pubblicato le sue poesie, La Sicilia e il suo cuore, lì aveva incontrato Pasolini e insieme avevano curato il fiore della poesia romanesca. E poi quando si era trasferito a Caltanissetta ha lavorato per l'editore Sciascia, che era un suo omonimo, non erano parenti. E Leonardo dirigeva una rivista letteraria, si chiamava Galleria, che era una rivista molto importante in questo centro della Sicilia che era Caltanissetta, dove collaboravano quasi tutti gli scrittori italiani allora, e dirigeva anche una collana di poesie intitolata Un coup d'été, è presa da Mallarmé, un colpo di dati cambierà la mia vita, così era il verso di Mallarmé. E lui dirigeva questa collana di poesie dove hanno pubblicato i maggiori poeti italiani. Quindi Leonardo aveva sempre questo amore per l'editoria. Quando si è trasferito a Palermo ha incominciato a frequentare la galleria d'arte della coppia Sellerio, dei coniugi Sellerio, che avevano una galleria d'arte. E lì venne l'idea di fondare la casa editrice Sellerio. Naturalmente io avevo già
firmato i miei contratti, perché il mio primo libro è stato pubblicato da Mondadori e poi avevo pubblicato gli altri libri da Mondadori, però Leonardo mi diceva deve fare un libro anche per noi, era come un impegno e quindi poi ho pubblicato appunto questo libro Retablo da Sellerio, che adesso in occasione dei 40 anni dell'anniversario della casa editrice è stato ripubblicato insieme ad altri titoli con il risvolto di copertina, ma Sciascia poi quasi tutti i risvolti di copertina e le scelte editoriali della casa editrice Sellerio erano fatte da Sciascia. E i nostri incontri, le nostre riunioni erano sempre lì nella redazione della casa editrice in via Siracusa 50. Che metodo aveva nello scegliere i libri? Perché lui una volta disse della collana che Borgese aveva per Mondadori di considerarla come una somma della sua attività di critico letterario riferita a Borgese. Io, leggendo alcuni libri pubblicati da Sciascia, per cui il suo Retablo oppure quel libro di Anatole France, il procuratore della Giudea, ho avuto una sensazione un po' simile, quindi mi chiedo un po' quale sia. Ma erano le sue passioni letterarie, i francesi, gli illuministi, Stendhal naturalmente, e poi anche gli spagnoli. Lui amava molto anche la letteratura spagnola e quindi poi anche quello che avveniva nel panorama italiano, insomma, ha pubblicato anche parecchi autori italiani. Leonardo veramente aveva delle antenne, una sensibilità particolare di tutto quanto era il panorama letterario. Non seguiva una linea ideologica anche Ma non si può dire, l'ideologia era un'ideologia letteraria, quella sua naturalmente non avrebbe mai pubblicato dei libri come dire, di ortodossia marxiana o di ortodossia fascistica, insomma lui era un liberale, un illuminista, quindi, ma la letteratura prescinde da tutto questo, la vera letteratura non è quella con questa, diciamo, come catechismo di una ideologia di tipo politico, insomma l'ideologia letteraria è quella della restituzione del luogo dove lo scrittore si trova a vivere, della società e del momento storico che si trova a vivere. Sciascia in questo è stato maestro, insomma. Ecco, per esempio, io sono stato collaboratore della casa editrice Einaudi per più di 10 anni quando il direttore era Calvino. Ecco, mentre per esempio Calvino era molto attento a quelli che erano le sperimentazioni letterarie, lui era stato in Francia, aveva fatto parte dell'Oulipo, eccetera, e Leonardo prescindeva da tutto questo, non gli interessava la letteratura profonda che restituiva appunto il tempo e il luogo in modo alto, in modo letterario, appunto era estraneo a quelle che erano queste correnti estetiche, diciamo, come quelle dell'Oulipo, degli avanguardisti, gruppo 63, tutte queste cose qui non lo interessavano per niente. Un altro elemento che è emerso ed è stato, se vogliamo, dibattuto in tutte le interviste che abbiamo svolto finora, è stato quello della religiosità, tra virgolette, di Leonardo Sciascia, nel senso che a Sciascia si dà dell'anticlericale, c'è chi lo ha tacciato addirittura di ateismo, poi c'è stata la controversia dei funerali religiosi. Melofreni mi ha detto che lui considerava Sciascia appunto diciamo aveva una religiosità solo dal punto di vista etico, e Pietro Amato invece me l'ha posto più come se fosse un credente Sciascia. Quindi ognuno ha dato la sua versione. Lei che lo conosceva abbastanza bene, scusi, lapsus, cosa pensa? Leonardo non era né ateo né credente, era l'uomo del dubbio, ecco, non affermava in una credenza, in una vita oltre la nostra vita, né la negava, essendo
un illuminista, insomma era un uomo pieno di dubbi. Quando poi era stato molto malato, lui ha accettato i funerali religiosi proprio per rispetto a quella che è la cultura della sua famiglia, della moglie probabilmente, anche del luogo dove lui si trovava, la cultura siciliana, insomma, che ubbidisce a questi riti del funerale religioso. Non ha fatto il funerale con la cremazione, l'allontanamento del prete con l'acqua santa, insomma, ha rispettato questa cultura e questa tradizione. Un altro tema che volevo affrontare con lei era quello del potere in Leonardo Sciascia, che è naturalmente una costante in quasi tutti i suoi libri. In particolare il suo rapporto con i giudici, perché nel libro Il contesto, che è probabilmente una summa della sua concezione del potere, lui vede corruzione a tutti i livelli, e vi è quel meraviglioso monologo del presidente della Corte di Cassazione che appunto è esplicativo, Si chiama Rogas, mi pare. L'ispettore. L'ispettore Rogas, sì. Esatto. E volevo sapere, l'altro giorno c'è stato un appello italiano in favore della magistratura, lei stesso lo ha sottoscritto. Ora io vorrei sapere, Leonardo Sciascia nei confronti della magistratura, perché aveva questo rapporto così ambivalente, se vogliamo, e se oggi in Italia, attualizzando, mutatis mutandis, se vi è un problema nella magistratura, se il problema è solo politico, se la lotta va risolta in un senso o in un altro, o se c'è una guerra in cui non ci sono vincitori, ma Leonardo aveva conosciuto quelli che erano allora i compromessi di certa magistratura e dalle due stragi degli anni 90, Falcone-Borsellino, ecco, la polemica che c'è stata sui professionisti dell'antimafia con quel famoso articolo sul Corriere della Sera. E allora io voglio dire questo, che Leonardo, il suo, diciamo, la sua critica non era nei confronti di Borsellino, e lui poi non poteva sapere che Borsellino sarebbe stato ucciso. Insomma, la sua critica era nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura, che per promuovere Borsellino a procuratore di Marsala non aveva cambiato le regole. Lui era uno assolutamente preoccupato del rispetto delle regole da parte del cittadino, soprattutto da parte di un organo così importante qual è il Consiglio Superiore della Magistratura. Allora lui dice, per promuovere appunto Borsellino a procuratore di Marsala, perché non cambiate le regole? Perché siete voi un organismo così alto a non rispettare le regole? Questa era la critica, per quello poi venne fuori tutta questa storia dei professionisti dell'antimafia, di cui il bersaglio poi erano certi politici siciliani che facevano questa militanza antimafiosa e che poi gli serviva solo per fare soltanto per raccogliere voti e per fare spettacolo. Insomma, io penso a un famoso uomo politico siciliano e magari sindaco di Palermo, ecco. E allora ci fu questa grande polemica. Ripeto, Sciascia era uno che era preoccupato del rispetto delle regole, siccome sapeva che nel nostro paese, e lo constatava appunto tutta la sua scrittura in questo segno, che in questa Italia le regole, quelle che sono le regole del vivere civile, non sono state mai rispettate, sono state sempre trasgredite, soprattutto da quelli che detengono il potere. Da qui poi viene il problema della mafia. E c'è un segno molto importante nel penultimo suo libro, Il Cavaliere alla Morte, dove si vede questa incisione del Dürer, del cavaliere su un cavallo insidiato dalla morte e dal diavolo, e sullo sfondo si vede una città turrita che per me è la città ideale,
la città della giustizia, la città della democrazia, che questo cavaliere non riuscirà mai a raggiungere, e fa passare poi a un'altra incisione di un altro incisore, Klinger si chiama, che si chiama il Cavaliere disarcionato. Adesso questa incisione ve la faccio vedere perché io ce l'ho. Questo Klinger viene citato da Sciascia nell'ultimo suo libro, Una storia semplice, e non cita però questa incisione. In questa incisione si vede un cavaliere, che sarebbe il cavaliere insediato dalla morte, che cade dal cavallo, viene schiacciato dal cavallo, ci sono dei corvi, lui sta morendo, schiacciato dal cavallo, la spada che sarebbe la penna che gli cade dalle mani, e ci sono degli avvoltoi che lo stanno ghermendo. Gli avvoltoi sono gli avvoltoi del potere, quindi questo cavaliere che desidera arrivare alla città ideale, la città della giustizia, la città dell'equità, dell'uguaglianza, del rispetto delle regole, che non riesce mai a raggiungere, questo cavaliere poi viene disarcionato e cade dal cavallo, e quindi sono sempre i corvi che prevalgono, i corvi del potere. Volevo fare un'ultima domanda per chiudere. Sciascia concepiva la letteratura come buona azione. Oggi, morto Pasolini, morto Sciascia, vanno mancando sempre più gli intellettuali che scrivono sui giornali, gli intellettuali che alzino la voce, probabilmente, soprattutto forse i più giovani, per appunto tendere la mano alla società, per risvegliarla quasi. Quindi voglio sapere se in effetti manca chi oggi concepisca la letteratura come una buona azione verso il prossimo, verso la società, e qual è quindi lo stato della letteratura ai giorni nostri in Italia. Ma guardi, io lo stato della letteratura di oggi non so dire qual è, però dico che scrittori intellettuali come Sciascia, come Pasolini, come Moravia, come tanti altri, se oggi scrivessero come facevano nel loro tempo sui giornali, non avrebbero la stessa eco, la stessa rispondenza, non aprirebbero lo stesso dibattito che aprivano allora quando loro scrivevano. Quando Pasolini scrive Io so, eccetera, l'accusa al palazzo, o Leonardo scrive i suoi articoli ben documentati. Voglio dire che la scrittura letteraria può occuparsi di tutto, può occuparsi dei sentimenti, dell'alba o del tramonto, eccetera, però lo scrittore, che è anche un intellettuale, deve praticare quella che Roland Barthes chiama la scrittura di intervento, cioè partecipare, come ci ha insegnato Zola. Quando Dreyfus è stato accusato ingiustamente, lui ha smesso di scrivere, di fare il romanziere, e ha incominciato a scrivere sui giornali, sull'orrore, provocando il Presidente della Repubblica, per cui ha fatto rifare il processo a Zola. Questo ci ha insegnato a Dreyfus, questo ci ha insegnato Zola, cioè lo scrittore, per non essere complice, deve praticare la scrittura di intervento. Oggi, ahimè, questa scrittura non ha più lo stesso impatto sui lettori, sul pubblico, perché si legge sempre di meno. Oggi, per poter essere ascoltati, bisogna calcare le ribalte televisive, ahimè, e bisogna urlare, perché ormai è tutto un urlo, è tutto uno spettacolo. Anche la letteratura ormai è diventata spettacolo, tutto passa dalla televisione, tutto muore in televisione. Noi vediamo oggi i libri di successo, che cosa sono? Questi libri di successo che arrivano i primi in graduatoria sono di personaggi o televisivi o della politica o dello sport, personaggi noti che poi scrivono. Io veramente ormai in questo panorama, in questo clima, mi sento molto, molto estraneo. Detta così però sembra la letteratura, come la si concepiva un tempo, non abbia più spazio, non abbia un futuro, come se andasse morendo. Ma io credo che bisogna sempre avere speranza. Diceva un poeta spagnolo, Machado, desperados esperamos todavía, anche se siamo disperati dobbiamo sempre sperare, quindi bisogna sempre sperare nel futuro che cambino i nostri costumi, i nostri orizzonti.